Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati un nuovo video del Spettaciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di alcune notizie di calciomercato. Mi vedete con questo uniforme da portiere? Perché? Perché dopo tengo la partita con la Barone Calcio della mia squadra attuale. Andatela a seguire su tutti i social, Instagram, Facebook e TikTok, si chiama Barone Calcio. Vabbè, in questo video, come ho detto già, parleremo di calciomercato. Allora, direi di partire subito. La prima notizia riguarda l'Atalanta, giocatore che al momento è in prestito al Cagliari, si chiama Marco Palestra. Marco Palestra è nel mirino di molte squadre europee e italiane, però vi ricordo che anche se Marco Palestra gioca al Cagliari, l'Atalanta è ancora proprietaria del giocatore, essendo che è in prestito con diritto di scatto, se non mi sbaglio. E, ci sono molte squadre, come vi ho detto, su di lui, come Milan, Napoli, no scusate, no Napoli, Inter e squadre inglesi e spagnole, di cui non mi faccio ancora il nome, ve lo farò in futuro. E però, come fa l'Atalanta, come fa sempre l'Atalanta, è uno stile che ha fatto, cioè quello di non fissare un prezzo. Loro gradirebbero dai 35-40 milioni in più, ed è in su, per il giocatore, al minimo 35 milioni, non un prezzo fisso per il giocatore. C'è solo un minimo, cioè quello di 35 milioni. Poi c'è anche un'altra notizia di mercato, cioè quella di Allison, che non è proprio una notizia di mercato, ma diciamo una notizia da smentire. Non è proprio da smentire, ma da dire le mie fonti. Poi ovviamente tutti hanno le proprie fonti e tutti hanno le proprie fonti, però io non sono qua a dire ah no, questa non è vera, ma solo a dire quello che mi risulta a me. Allora, Alisson al momento si trova benissimo a Liverpool e come alcune voci, scusate per la busta, ma se era di traccia, come dicono alcune voci di mercato, che Alisson si potrebbe trasferire a Milan a gennaio. Prima di tutto, Alisson non si potrebbe trasferire a gennaio, almeno il Liverpool non consentirebbe il trasferimento e lo consentirebbe solo a giugno. Però non mi risultano contatti precisi tra Alisson e Milan, tra Alisson e Inter, come dicono alcuni. E questo non c'è l'Alisson né Alisson né Liverpool né Milan hanno pensato di un possibile trasferimento, non hanno pensato minimamente. Può essere pure che da domani il Milan decida di acquistare il giocatore. Scusate un attimo, c'è un piccolo taglio, eh. Eccomi, scusate per l'interruzione. Ma dovevo fare un attimo una cosa, per voi sarà passata mezzo secondo, per me sarà passata un'ora più o meno, da quando ho cominciato a registrare questo video, perché ho incominciato a registrare che era l'una meno 10, non sono quasi le 2, perciò questo video uscirà verso le 2 e mezza più o meno. 2:20, 2:15, 2:20, 2:30, vabbè. E ritorniamo al mercato. E ve l'ho detto, no, al momento non mi risultano possibili trasferimenti di Alisson al Milan. Poi passiamo all'ultima notizia che ho, però non è proprio una notizia di mercato, è proprio una notizia di trasferimenti
che può fare una società che riguarda il Napoli. Allora, il Napoli, da quello che ho capito, cioè dovrebbe avere il mercato, non penso che può avere il mercato bloccato, perché sta circolando una notizia, e tu stesso io mi ritrovo d'accordo con essa, che Napoli, se il Napoli sta, diciamo, se potrebbe avere il mercato chiuso, il mercato di gennaio chiuso, non, precisamente il motivo non me lo ricordo, però potrebbe, non può fare acquisti, ma solo in prestito, potrebbe acquistare solo i giocatori in prestito. E io spero che, nonostante ho fonti vere, cioè cose certe, che mi confermano sta cosa, però da una parte il motivo non me lo ricordo e dall'altra, da un'altra non vi potrei dire poco e niente, quindi è meglio così che non ve lo dico, che non me lo ricordo. E vabbè, spero di no, spero che non dovrebbe avere il mercato bloccato, ma che potrebbe acquistare qualche giocatore. Sì, sì, spero di sì, speriamo. Vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!